In fuga dalla Sicilia quasi 6 milioni di italiani nel pianeta, 815.000 arrivano dalla nostra isola. E quanto emerge dal rapporto Italiani nel mondo 2023 dalla Fondazione Migrantes in Argentina e Germania, le comunità più numerose. L'Italia fuori dai confini nazionali è costituita oggi da circa 6 milioni di cittadini e cittadine e la Sicilia è la regione d'origine della comunità più numerosa, con oltre 815.000 soggetti, e questo emerge dal rapporto Italiani nel mondo 2023 della Fondazione Migrantes. L'analisi dei numeri si incrocia con la storia del rapporto Italiani nel mondo della Fondazione Migrantes, la cui prima edizione risale a ben 18 anni fa. Una presenza cresciuta dal 2006 del più 91%, le italiane all'estero sono praticamente raddoppiate, arrivando a un 99,3%, i minori sono aumentati del 78,3%, gli over 65 del 109,8%, i nati all'estero sono cresciuti dal 2006 del più del 175%, le acquisizioni di cittadinanza oltre il 144%, le partenze per l'espatrio del 45%, i trasferimenti da Altraire più 70%. Dal 1 gennaio 2023 si legge nel rapporto i connazionali iscritti all'AIRE sono 5.933.000, il 10,1% dei 58 milioni di italiani residenti in Italia, il 46,5% sono 6 milioni di italiani residenti all'estero e di origine meridionale, il 37,8% del settentrione. La Sicilia è la regione di origine della comunità più numerosa, con oltre 815.000 persone. Seguono, restando al di sopra delle 500.000 unità, la Lombardia con 611.000, la Campania 548.000 persone, il Veneto 526.000, il Lazio 502.000. Il 48,2% dei 6 milioni di italiani all'estero, si legge ancora nel rapporto, è donna. La presenza delle italiane cresce in maniera sostenuta dal 2006 a oggi.